c'erano parecchie cose da ricostruire, perché quando si facevano le revisioni c'erano parecchi particolari rovinati, deteriorati, quindi si trattava di ricostruire tanti particolari. Con la prima macchina in particolare sulla quale ho lavorato è stata la 8C 2003 tipo Le Mans del 31. Una vettura, io praticamente quando sono arrivato io ho visto solamente il telaio di quella vettura, tutti i pezzi erano smontati, il motore dai motoristi del reparto esperienze perché era in condizioni disastrose, il cambio dei cambisti che curavano sempre i cambi sperimentali, la carrozzeria, la scocca era fuori. E lì è stato un lavoro anche interessante, impegnativo, dopo recuperare tutto il materiale che era in giro e rimetterlo insieme e ricostruire ancora tanti particolari, un lavoro che insomma è durato 10 anni. Ho avuto la fortuna di conoscere parecchie persone che hanno corso con le vetture che curiamo noi, come Manuel Fangio, poi ho conosciuto anche l'ingegner Chiti, ho avuto la fortuna di conoscerlo, De Adamic che correva con le nostre macchine, Nino Vaccarella, Di Merzario. Di conseguenza diventava sempre più bello lavorare su queste vetture. Il nostro nuovo direttore, l'ingegnere Pasquale Oliveri, aveva pensato di ampliare i nostri orizzonti e dedicarci alle gare di regolarità. E allora lì l'impegno è aumentato parecchio e abbiamo cominciato ad impegnare vetture tipo 1500, 1750, i 1900 e altre vetture da portare in giro per l'Italia, per l'Europa e per il mondo. Da lì abbiamo cominciato anche le trasferte per le varie gare in Argentina, a Mosca, poi anche in Australia, Tunisia. La vettura più impegnativa è sempre la 159 Larfetta, direi, perché insomma tutto sommato è un motore di Formula 1, è costruito in modo particolare, e poi dopo ci sono sempre anche questi motori 6 cilindri che usiamo nelle gare di regolarità, il 1500 e il 1750, perché insomma sono motori ancora originali, con tutto il materiale originale all'interno, di conseguenza qualche difficoltà c'è quando li apri e devi ripararli perché non c'è niente di nuovo. Per ora siamo a livello di conservazione, andiamo avanti con la conservazione per ora. Cerchiamo appunto, magari c'è qualche particolare che è danneggiato, si può saldare o fare un riporto di materiale, però si usa sempre, i nostri motori, le nostre meccaniche sono sempre le originali. Nelle regolarità andiamo dal 1500 del 28, 1750, i vari 6 cilindri, fino ai 1900 degli anni 50. In qualche occasione anche la Giulia, la T-Super, la SZ, però gran parte delle gare ci presentiamo con vetture fino agli anni 50, 1900 Super Sprint, 1900 Sport Spider, così come la 2000 sportiva. Quando andiamo in giro, in particolare all'estero, vediamo insomma l'affetto che riscuote nei confronti di tutti gli ammiratori, e questo insomma impressiona un po' questo. Vincere questa edizione della 1000 miglia è un Alfa Romeo, scuderia Alfa Romeo, scuderia Corse, Luciano Viaro, vince edizione 2008 della 1000 miglia. Bravissimi! Bravissimi! Sembra una scena dalla 1000 miglia originale con tutta l'equipe a bordo. Complimenti a tutti, allora, bravissimi! Complimenti a tutti, ovviamente il pilota Luciano è assediato dalla stampa. Io cerchiamo da Luciano Viaro che cosa ci racconta appena lo lasceranno i giornalisti. Gli facciamo un grande applauso? Un applauso al vincitore della 1000 miglia! Una 1000 miglia partita sotto la pioggia, arrivata sotto la pioggia, e loro hanno trionfato anche quest'anno. L'anno scorso il copilota era Luca Bergamaschi, lo ricordiamo, e invece Luciano Viaro ritorna vincitore come l'anno scorso. Una grande soddisfazione per questa squadra. Sì, è stato il miglior modo per onorare l'Alfa Romeo, 80 anni dopo la vittoria alla prima 1000 miglia nel 28, quindi cosa si vuole di più? Esatto, lo ricordiamo, nel 1928 ci fu la vittoria
alla prima 1000 miglia storica dell'Alfa Romeo e 80 anni dopo un Alfa Romeo ritorna per onorare la storia del marchio.